nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Aprite le porte a Cristo, ha cantato il nostro coro. Oggi vorrei aggiungere, apriamo anche le braccia a Cristo, perché oggi per voi è un giorno davvero speciale, nel quale ricevete un abbraccio come non avete mai ricevuto. L'abbraccio è forse una delle cose più belle, uno dei modi più belli in cui possiamo esprimere il nostro affetto nei confronti di qualcuno. Provate a immaginare quando, magari dopo che qualcosa è andato male, la mamma e il papà ci abbracciano per consolarci o per dirci quanto ci vogliono bene. Ecco, è un abbraccio di questo genere, ancora di più quello che ci rivolge il Signore oggi e che a voi, ragazzi, in modo particolare rivolge. Siamo purtroppo un gruppo un po' superstite, diciamo così. Molti altri nostri compagni, i vostri compagni, hanno dovuto, a causa della situazione che c'è in giro, ritardare un attimo, la faranno a breve anche loro comunque. Voi gli aprite un po' la porta, probabilmente poi vi chiederanno anche: ma com'è stato, com'è andato, è stato bello? Ecco, cercate non soltanto per loro, ma anche per voi di vivere in pienezza questo momento, perché sarà unico nella vostra vita e sarà anche quello che vi dà un po' la tonalità, il giusto modo di avvicinarvi e di conoscere il Signore. È davvero un dono grande quello che riceviamo e non vogliamo che nulla lo rovini. Non vogliamo che nulla lo rovini in assoluto. Per cui la prima cosa che facciamo, lo facciamo in realtà in tutte le sante messe, lo faremo anche adesso, è proprio quello di chiedere perdono. Perché che cos'è che può rovinare la comunione se non i peccati, cioè quelle incomprensioni, quelle cose che ci allontanano un po' dal Signore Gesù. Allora io adesso lascio a voi lo spazio e ci aiuterete a chiedere insieme il perdono al Signore Gesù. L'amore non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. Scusa Gesù per quelle volte che guardiamo male gli altri, che ci crediamo migliori di loro e li giudichiamo. Signore, pietà. Signore, pietà. L'amore non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse. Scusa Gesù per quelle volte che pensiamo solo a noi stessi e non ci curiamo degli altri, non li rispettiamo. Cristo, pietà. Cristo, pietà. L'amore non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Scusa Signore per quelle volte che ci arrabbiamo, che siamo convinti che esistano solo le nostre ragioni, che ci vendichiamo. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, noi ti lodiamo.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che hai ispirato i profeti perché annunciassero senza timore la tua parola di giustizia, fa che i credenti in te non arrossiscano del Vangelo, ma lo annuncino con coraggio, senza temere l'inimicizia del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, ma mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tieni a me il tuo orecchio e salvami. Preghiamo. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Preghiamo. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Preghiamo. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Preghiamo. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora, invece, vedremo faccia a faccia. Al presente conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste 3 cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga di Nazaret: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di essa fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Voi sapete da quanto tempo il Signore vi conosce? Avete idea da quando? Avete una minima idea? Non sapete? Da quando siete venuti? Dimmi. Dal battesimo, dici? Sì, lì c'è stato proprio un passaggio importantissimo e formale, ma in realtà Lui ci conosceva da prima. C'è qualcun altro che vuol provare? Da quando siete nati? Ci avviciniamo, però no, da prima. Da quando eravate ancora nella pancia della mamma? No, da prima ancora. Da sempre. Ce l'ha detto proprio il profeta Geremia nella prima lettura. Da sempre io ti ho pensato, da sempre io ti ho amato, da sempre io ti ho conosciuto, da prima, diceva proprio così.
prima di formarti nel grembo materno, cioè prima che tu cominciassi a comparire nella pancia della tua mamma, io ti conoscevo. Lui ci conosce da prima ancora che noi cominciamo ad esistere. E non solo, ha detto anche qualcosa di più, che ha anche da prima che noi venissimo al mondo un progetto meraviglioso per noi, un progetto grandissimo, ci ha sempre detto il profeta Geremia. E quel progetto lo potremmo, diciamo così, sintetizzare con un termine un po' generico che va bene un po' per tutti, ma abbastanza efficace. Vuole che siamo felici. Questo è il suo progetto. Che noi veniamo alla vita e la godiamo, la vita. La godiamo fino in fondo, in ogni suo aspetto. E che ci dia felicità, quella felicità che non ci abbandona mai e che ci accompagna sempre, anche nei momenti magari un po' più difficili, perché nella vita ci sono anche quelli, essere comunque felici di esserci a questo mondo e godere tutti i doni che Lui ci ha fatto. Allora, se le cose stanno così, se Lui da sempre ci conosce, se Lui da sempre ha un progetto grande di felicità per noi, vuol dire che la nostra vita si trasforma in una sorta di gioco meraviglioso di scoperta, come una sorta di grande caccia al tesoro per scoprire che cosa? Intanto chi è questo Dio che ci vuole così bene? Cerchiamo di conoscerlo meglio, di scoprirne un po' di più i tratti, il carattere, il viso, il volto, ma anche per scoprire sempre di più qual è questo progetto di felicità che ha in mente per noi, perché poi ognuno ha la sua vita, le sue situazioni di vita, la sua famiglia, le sue cose che gli piacciono, quelle che non gli piacciono, per cui questo progetto deve essere originale per ciascuno, ma bisogna appunto scoprirlo. E la vita è bella proprio perché è questo grande gioco di caccia al tesoro, laddove il tesoro è proprio scoprire il volto di Dio e il suo progetto per noi. Ebbene, in questo grande gioco, oggi per voi c'è una scoperta importante, un passo importante. È un po' come i videogiochi. Io non sono un grandissimo esperto di videogiochi, confesso, però voi probabilmente un po' di più sì. È come quando nei videogiochi si conquista un'arma nuova o un potere nuovo. Mi dicono che nei videogiochi ogni tanto ci sono questi passaggi, no? Oppure si passa allo schema successivo e si acquista una maggiore capacità, una maggiore forza, quello che è. Ecco, oggi in certo senso accade questo per voi in quel gioco che è la scoperta del volto di Dio. Vi è data un'arma in più, una capacità in più, una possibilità in più per procedere in questa ricerca di felicità, per essere più felici. Ora voi forse vi immaginate che questo potere in più sia una sorta di miracolo straordinario, con effetti speciali, trasformazioni incredibili, che poi magari qui sull'altare vedrete, o poi quando farete la comunione vedrete delle... Non è proprio così. Infatti il Vangelo ci ha anche appena raccontato un fatto che è accaduto a Nazareth. Voi sapete che Gesù era di Nazareth. È cresciuto a Nazareth, a parte i primissimi anni in cui è stato in Egitto, se no è cresciuto a Nazareth. E che cos'è che è capitato a Nazareth? Che i suoi compaesani, che poi sono i suoi compagni di classe, sono quelli con cui lui è cresciuto, ha giocato, ha lavorato, andava in sinagoga a pregare, sono quelli là, Quelli là, quando lo sentono, che cosa gli chiedono? Gli chiedono di fare dei miracoli. Abbiamo sentito che a Cafarnao, che è una città che un po' distante da Nazareth, diciamo 40 minuti di macchina, ecco, una cosa di questo genere, mezza giornata di cammino, ecco. Abbiamo sentito che a Cafarnao tu hai fatto miracoli. Bene, allora, falli anche qui, medico, cura te stesso, non pensare soltanto agli altri, pensa anche a casa tua, no? Gli chiedono questi miracoli a Gesù, perché loro si aspettano appunto miracoli. Ma siccome lui è troppo conosciuto, è troppo di casa, ma tu sei il figlio di Giuseppe, dai, siamo andati a scuola insieme, abbiamo fatto catechismo insieme, chi puoi pretendere di essere, no? Siccome è troppo di casa, non capiscono quello che lui vuole dire. E lui gli dice, sì, un profeta non è mai capito da chi lo conosce troppo bene. E che cosa succede? Che lo rifiutano.
Lo cacciano via, proprio, lo cacciano via da Nazaret, avete sentito, no? Lo cacciano via, perché cercano miracoli e pretendono di conoscerlo già. E questo, se noi pretendiamo di conoscerlo già, come possiamo cercarlo? Come possiamo vivere la vita come una grande caccia al tesoro se pensiamo di averlo già trovato questo tesoro? No, dobbiamo stare sempre in ricerca e soprattutto non pensare che le cose si risolvano in un grande miracolo, in qualcosa di straordinario, di fuori dalla normalità. Perché non è lì che Gesù vuole essere seguito. Non è nelle cose straordinarie. Non è per i miracoli che Gesù vuole essere amato e seguito. E non è per questo, per cose straordinarie, che oggi vi abbraccia in modo del tutto speciale. Lui vuole essere riconosciuto, seguito e amato proprio perché è uno di casa, proprio perché è vicino a noi, proprio perché è della nostra famiglia, del nostro paese, esattamente come era Nazareno, come tutti quelli di Nazaret con cui parlava nel Vangelo. Anche da voi Lui chiede di essere amato, di essere accolto, di essere seguito, perché è vicino, non perché fa cose straordinarie. Oggi è giusto che noi lo sottolineiamo con tanti segni, la festa di oggi, perché ha dello straordinario, ma non è questo il luogo specifico nel quale il Signore Gesù ama farsi seguire, ma proprio nella vita di tutti i giorni. Tant'è vero che ha scelto per voi, come anche per noi, un segno che fa parte della vita di tutti i giorni. Che segno ci sarà tra poco qui sull'altare? Che è? La particola? Che è pane. Ne avete sicuramente anche a casa. Penso che in tutte le vostre case ci sia del pane. O quasi, insomma. o qualcosa del genere. Fa parte proprio della vita di tutti i giorni. Il vero miracolo, se proprio vogliamo trovare qualche cosa di straordinario e di eccezionale, il vero miracolo è che ci sia un Dio che nella sua grandezza, nella sua onnipotenza, nel suo amore straordinario, che ci conosce da sempre, da secoli, anche se noi abbiamo soltanto pochi anni di vita, stia vicino a noi e ci faccia da compagno di viaggio. Questo è straordinario. È come se adesso comparisse qui in chiesa il Presidente della Repubblica, l'hanno appena rinnovato, no? Sarebbe una cosa straordinaria, no? E abbiamo ben di più del Presidente della Repubblica qua. Questo sì è straordinario, che Lui sia qui, che il Signore sia qui insieme a noi. Non è un Dio che passa, moltiplica il cibo, moltiplica il pane, fa gran festa, gran festone, tutti insieme e poi se ne va. Non è mica un Dio di questo genere, Gesù, ma è un Dio che resta, viene e resta. Resta qui nel segno del pane e del vino. Lo possiamo incontrare ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Tutte le domeniche ci lascia l'appuntamento per stare con noi, ma resta anche quando facciamo i compiti. Resta anche quando dobbiamo purtroppo condividere un tempo di quarantena. Lui resta, non se ne va mica via. Lui ci resta accanto quando giochiamo. È sempre al nostro fianco anche quando magari abbiamo qualche motivo per piangere. È al nostro fianco quando ci arrabbiamo. È al nostro fianco quando diamo un bacio a qualcuno a cui vogliamo bene. Un Dio che porta il suo amore e la sua amicizia dentro ogni piega della vostra vita. Questo è il vero miracolo. Questa è la vera festa, e cioè che la nostra amicizia con Lui, la nostra fede, è cosa di tutti i giorni e di ogni momento del giorno. Facile capire a questo punto, ragazzi, che non si tratta in realtà nemmeno del segno del pane consacrato, non solo almeno, ma di vivere quell'amore di Dio ogni giorno della vita. Questo, se vogliamo fare questo paragone un po' azzardato che ho fatto prima con i videogiochi, questa è un'arma in più, ma è poi la battaglia da combattere tutti i giorni per essere felici, quella che conta, quella per cui serve quest'arma in più. L'amore di Dio che riceviamo
è fondamentale, e l'amore di Dio che possiamo poi vivere con gli altri, no? Perché questo amore che noi riceviamo, che cosa ce ne facciamo poi? La parola del Signore è stata molto chiara in questo. Tutta la seconda lettura in realtà è stata molto chiara su questo. Ci invita a viverlo per gli altri questo amore. Lo ha chiamato con un termine molto importante, carità. Magari non è facilissimo da comprendere come termine, ma per il momento basti che capiate che carità vuol dire amore di Dio, l'amore di Dio. Ecco, la vera comunione è vivere quell'amore. La comunione che farete tra poco è per vivere quell'amore, per voler bene, per essere persone solari, sorridenti, che non si lasciano abbattere dalle difficoltà, per essere persone umili, che non si gonfiano, che non fanno i prepotenti, per essere persone che portano rispetto per gli altri, per essere capaci di fare la pace con gli altri, di essere sinceri, di sopportare le prove, per fare queste cose, che sono cose di ogni giorno. E non le ho mica buttate a caso questi esempi, sono esattamente le cose che ci ha detto prima San Paolo nella seconda lettura. Allora l'amore di Dio entra dentro la nostra vita e vi lega in una comunione forte con Lui, e allora scoprirete qual è questo grande progetto di felicità che il Signore ha in mente per voi, quella felicità che non passa come in realtà passano i miracoli, perché i miracoli passano, i miracoli passano. Questa felicità invece non passa mai, questa comunione è ancora più importante. Per cui aprite, come vi dicevo all'inizio, aprite il vostro cuore, le vostre braccia, la vostra porta, apritela al Signore Gesù, perché è questo il modo di riempire la vostra vita, il sogno che ciascuno di noi porta dentro di sé. E il Signore Gesù si dona a voi proprio esattamente per questo. Diciamo tutti insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ecco, il Signore vi fa oggi un dono davvero grande, importante. Non è così facile da imparare ad usarlo. Abbiamo sempre bisogno del suo aiuto, è per questo che gli rivolgiamo ora le nostre preghiere. Le lasciamo a voi esprimerle e ci uniremo tutti insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
O Signore, tu ci chiami alla comunione nel tuo nome. Ti preghiamo perché tutti insieme sappiamo fare la nostra parte, perché la Chiesa sia una famiglia unita, solare, sincera e attenta alla tua parola. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, tu ci chiami alla comunione con tutti. Ti preghiamo perché nel mondo siano abbattute tutte le divisioni che creano guerre, ingiustizie, fame e morte. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, tu ci chiami ad una comunione quotidiana. Ti preghiamo perché le nostre famiglie siano un luogo dove si insegna e si coltiva la fedeltà a te in tutte le piccole cose della vita. E questa fedeltà sia celebrata ogni domenica insieme alle altre famiglie. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, tu ci regali la tua comunione eterna. Ti preghiamo perché sappiamo distinguere, con l'aiuto di chi davvero ci vuole bene, quali sono le cose belle ma che passano veloci da quelle belle, ma che restano sempre e ci portano gioia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, tu ci chiami ad annunciare a tutti la tua comunione con te. Ti preghiamo perché non ci vergogniamo di dire agli amici, ai compagni, ai familiari e a tutti quelli che incontriamo che tu sei più importante per noi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti siamo grati, Signore Gesù, per l'amore che riversi su di noi. Accogli le nostre preghiere così che possiamo dimostrarlo a tutti. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Ci alziamo per la preghiera. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, per Cristo Gesù, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne, a Te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a tutti di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue, per noi versato, è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza proclamiamo senza fine la Tua gloria. Santo, Santo, Santo è il Signore, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Corrado e i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di questi tuoi figli, che oggi per la prima volta, radunati alla mensa della tua famiglia, nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza, concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di ricevere il corpo del Signore Gesù, vogliamo esprimere con le preghiere, con le parole che ci ha insegnato Lui stesso, il nostro desiderio di una profonda comunione con il Padre, la capacità di vivere e di accogliere il suo amore. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con un cenno della testa, con un sorriso, scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Cristo. Il corpo di 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 Cristo.
Adesso cercate di stare un attimo con il Signore, cercate di fare silenzio dentro di voi, state un po' con Lui, estraniate, chiudete gli occhi, state con Gesù. Ditegli quello che volete. Di trovare te, di Chiudete gli occhi e state un po' con il Signore Gesù. Ditegli quello che volete, cercate di sentire quello che volete. unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno, al
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi auguro oggi di continuare una grande festa, perché la festa è anche un modo in cui noi diciamo al Signore che siamo contenti di tutti i doni che ci fa. È il nostro modo di dire grazie, fare festa. E il grazie oggi penso che in modo particolare da parte vostra sia assolutamente dovuto al Signore, no? Poi va coltivato questo grazie, no? Infatti noi abbiamo fatto la prima comunione adesso, proprio perché adesso anche il percorso di catechismo cambierà marcia e ci aiuterà a comprendere bene questo dono ricevuto e cambierà marcia anche in modo sostanzioso. Sarete invitati, come vi diranno le catechiste, a coltivare questo dono anche nelle prossime domeniche, proprio tutte insieme qui nella partecipazione alla messa. Credo che un grazie lo dobbiamo anche a chi ci ha aiutato a realizzare in questo periodo così complicato la celebrazione, perché noi abbiamo qui un coro che ha animato benissimo la messa e li ringraziamo, ma anche loro hanno avuto grossi problemi di quarantene e quant'altro, però sono riusciti ad essere qui perché l'amicizia con il Signore non deve mai fermarsi, anche se ci sono dei problemi e nella vita ce ne sono sempre, anche se ci sono quarantene, non dobbiamo mai fermare il nostro desiderio di coltivare l'amore con il Signore Gesù. Si trova il modo, magari come con i vostri compagni, lo si fa una settimana, 2 dopo, ma l'amicizia con il Signore Gesù deve essere sempre messa al primo posto e noi oggi abbiamo voluto dimostrare anche questo, abbiamo voluto dire al Signore anche questo. La sua benedizione allora ci accompagni tutti e ci aiuti ad avere una vita grata per tutti i suoi doni. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Dimentico sempre di dire grazie anche a Daniele e alla sua squadra che ci permettono di trasmettere la nostra festa a tutti e quindi un grazie grande anche a loro. Buona domenica e buona comunione che continua con il Signore a tutti voi.